La sala consiliare del Comune di Sora ha ospitato la 12ª edizione della cerimonia di premiazione della borsa di studio dedicata a Edoardo Abate, giovane scomparso prematuramente a causa di un tragico incidente stradale. L'evento, che ha il patrocinio del Comune di Sora, è stato aperto dai saluti istituzionali del presidente del Consiglio Comunale Francesco Facchini, che ha ricordato la figura del giovane Edoardo, che conosceva personalmente per un legame di amicizia familiare. Ha in seguito preso la parola il presidente della commissione giudicante Vincenzo Laposta, come sempre affiancato dalle professoresse Clelia Di Stefano e la dottoressa Eugenia Natale. Alla sala davvero gremita ha presentato la figura della persona che è stata scelta quale vincitrice di questa edizione della borsa di studio. Si tratta di Aurora Mariani, classe terza B del liceo classico Simoncelli. Ogni anno c'è un numero di candidati che aumenta pian pianino ma costantemente. Quest'anno abbiamo avuto proprio il boom, frutto della partecipazione delle scuole di Sora, frutto della partecipazione proprio del tutto il corpo docente, che ha probabilmente divulgato, comunicato la borsa di studio Edoardo Abate. Si è resa partecipe scrivendo delle referenze sempre in maniera molto dettagliata che ci ponevano l'attenzione dei candidati, sui candidati, e poi quest'anno abbiamo trovato anche un'ulteriore novità, il fatto che le professoresse probabilmente hanno solleticato, come dicevo prima, la curiosità degli altri compagni di classe, dei compagni di istituto, invitandoli anche loro a scrivere qualcosa, a fare una referenza sul compagno di classe che veniva candidato alla borsa di studio. Ha vinto Aurora indiscutibilmente perché ci ha fatto piangere a tutti e tre. Aurora, che è stata una lieta scoperta, e Aurora è una persona fantastica, una ragazza che compie la sua azione di solidarietà e di altruismo in maniera pacata, in maniera senza clamori, e che aiuta la sua amica in una maniera viva e presente. La cosa bella è stata che la referenza è venuta proprio dalla sua amica, e questo avvalora di significato chiaramente la stessa candidatura. E siamo stati come commissione tutti quanti concordi nel premiarla, è uno di quelle candidature che quando ti passano sotto mano immediatamente capisci che è la persona giusta. Anche quest'anno grandissima la partecipazione degli istituti di istruzione superiore del Sorano e dei docenti che hanno inviato le candidature, a testimonianza che i giovani sono ancora portatori di valori sani, tanto che la Commissione si è sentita di dare 2 menzioni speciali a 2 classi, la terza E dell'Istituto Simoncelli, Liceo delle Scienze Umane, e la quinta A dell'Istituto Baronio, indirizzo alberghiero accoglienza turistica. Abbiamo trovato proprio 2 classi intere di 2 istituti sorani diversi, che però avevano delle similitudini tra loro. Entrambe le classi partecipavano sostenendo, aiutando delle compagne di classe, o nell'altro caso una compagna di classe, e creando un vero e proprio gioco di squadra, un gioco bellissimo, probabilmente le cui redini venivano tenute dagli insegnanti, dal corpo docente tutto, e quindi ci è parsa una cosa bellissima quella di premiare queste 2 classi che sono fatte di ragazzi davvero con quei sentimenti di altruismo, solidarietà che erano incarnati in Edoardo. A consegnare il premio il Papa Mauro, che ha ringraziato i dirigenti scolastici per la presenza con le docenti che hanno fatto la segnalazione, aiutati dai loro compagni. Un'emozione sempre più forte è quella che si vive in questa giornata dai familiari, ma anche da tutte le persone presenti. Quest'anno un'emozione in più, perché oltre alla vincitrice che ha raggiunto vette altissime e la Commissione ha avuto veramente una unanimità per premiarla, c'è stata anche la possibilità
di menzionare 2 scolaresche, 2 classi che si sono particolarmente distinte per il loro comportamento di solidarietà e di altruismo, dedicandosi a dei loro compagni meno fortunati. Finalmente riusciamo a dare, attraverso questa modestissima manifestazione, un'inversione di tendenza a quello che i ragazzi ricevono quotidianamente, e vale a dire messaggi negativi, messaggi che quotidianamente parlano del nulla, del vuoto, e invece questi ragazzi hanno avuto la possibilità di dimostrare che sono in controtendenza. La loro solidarietà nei confronti dei compagni è sinonimo di uno stato d'animo di disponibilità, di altruismo, che probabilmente è un'inversione di tendenza, e questo non può che farci piacere. Noi come famiglia Abate ovviamente abbiamo il ricordo di Edoardo, che aveva questi valori, e in questa giornata poter avere tanti ragazzi e tante ragazze che con lo stesso spirito si dedicano agli altri è motivo di grossa soddisfazione, è motivo di sprone per continuare ancora in questa borsa di studio che vuole non soltanto ricordare Edoardo, ma premiare quelle figure, e ce ne sono tante. In questi ultimi anni abbiamo avuto questo riscontro, che dimostrano di dedicare il loro tempo agli altri, di avere altruismo, disponibilità e sensibilità, cosa che vogliono farci credere in questo momento viene a mancare. Quindi ringrazio veramente tutti, ringrazio la partecipazione anche del corpo docente che ha preso a cuore questa nostra iniziativa, e come ho detto prima faccio gli auguri anche alle mamme, non soltanto quelle presenti in questa circostanza, ma a tutte le mamme di questi alunni che sono state in grado di forgiare delle bellissime figure. A loro faccio gli auguri e i complimenti per questo loro operato.